nel cuore del Mediterraneo. L'isola di Sardegna era una crocevia di cultura e tradizioni. Negli anni '80 Cagliari era una vivace porto, dove il profumo del mare si mescolava con quello del pane appena sfornata e delle erbe aromatiche. I pescatori, uomini e donne di grande coraggio e abilità, si alzavano all'alba, pronti a sfidare le onde per guadagnarsi da vivere. Tra di loro c'era un giovane di nome Matteo, noto per la sua abilità nel pescare il tonno. Ogni anno durante la stagione della tonnara, Matteo e i suoi compagni si riunivano per preparare le reti e le imbarcazioni. La comunità si stringeva attorno a loro, condividendo storie e risate, mentre le famiglie si preparavano a festeggiare il raccolto del mare. Benvenuti in questa super bellissima avventura marina, parlando della avventura che fa il capitano Jack Sparrow. Arrivederci signora. Siamo qui per fare questa esplorazione super leggendaria, perché stiamo visitando una nave, un veicolo di una nave dove ci sono gru di tutto marina qui nel porto abbandonato di Cagliari. Guardate che bella. Entreremo qui per fare questa grande produzione che sapete che state conoscendo la meraviglia di questa barca, una nave abbandonata. Guardate, è bellissima. Poi anche la ruggine dà un bellissimo colore che dobbiamo anche stare attenti dove mettiamo i piedi, perché potrebbe essere veramente molto molto pericoloso e non sappiamo che potrebbe crollare, e quindi è un rischio. Guardate tutte, come si chiameranno queste? Guarda, questa è la gru. Che bella la gru. La gru dove sollevano migliaia e migliaia di barche pesanti di tanti chili, e quindi è bestiale. Non so se il proprietario sta guardando questo video, le chiedo scusa se sto entrando. Ci sta chi non conosce la storia su Cagliari, la storia delle barche abbandonate che abbiamo qui a Cagliari. Questo è ideale e lo voglio tanto ringraziare che ha lasciato a disposizione questa bellezza. Grazie di cuore, grazie veramente di cuore. Cosa che bestiale, guardate, e quante è pesante e duro. Ragazzi, mi potete spiegare che questo che materiale è? Questo materiale è mica acciaio, è un Superman sta cosa, è un Superman, è pesantissimo. Questa è l'ancora. No, come si chiama? L'ancora, giusto? No.
No, ragazzi, non mi ricordo. Quello che metto giù nel mare. Si chiama? Ricordatemelo. Quello che metto giù per bloccare la nave. Ancora? Ah, l'ancora. Tutte le fune, le catene, guardate. C'è barche, tutto. Cioè, no, io sono senza parole, io non ho mai fatto un'esplorazione del genere. E qui dove cacchio potrisce? Qui c'è il mare. C'è. Guardate che figata. Aiuto. E qui come cazzo faccio a scendere? Se cado in acqua sono finito. Come avete fatto a scendere qui? Ah, ok, non è che sbilancia. Ok. Mi stavo veramente un po' cagando un po' addosso. Era pazzesco. Un'altra barca abbandonata. Lì c'è il bagno. Lì c'è il bagno. È pazzesco. È veramente pazzesco, ragazzi. Ah, ok, andiamo dentro la cabina di navigazione Livorno-Roma 7801 Safety First. Che figata. Entriamo subito dentro, ragazzi. Let's go. Yeah! Posso entrare nella cabina? Posso? Posso entrare qui dentro? Posso? Ok, già posso. Salve, buonasera a tutti. Andrew Pepper, Indiana Jones dentro la barca. Inquietante, cacchio. Inquietante. Accendiamo subito la torcia perché non vedo una mazza qui dentro. Aspetta poco. Ok. Qui sotto, ragazzi, dentro la barca. Poi scendiamo qui sotto. Ah, beh, guardate. I remi. Guardate che cosa c'è qui di bello. Zoom un po' di meno, Charlie. Bravo. Ci sono le catene, qui ci sono. Qui cosa c'è di bello? Ah, motori, batterie. E questo cosa potrebbe essere? Eh sì, sono tutti. Cos'è? Ah, qui c'è la data. È stata abbandonata nel 2016. Sì, nel 2016 è stata abbandonata. Andiamo dall'altra parte per vedere che cosa si trova la nave. Esperienza, ragazzi, che bella esperienza. Tanto un'altra cabina. È fantastico. C'è anche il, come si chiama, il salvataggio per salvare le persone. Ho paura di ma finisce il mare, il mare dentro la barca. Cioè, guardate. Guarda l'artista ha fatto questa nave da pescatore, da pescatori, rimorchi. Qui cosa c'è? Non c'è nulla. E qui cosa c'è qui dentro? Cosa c'è qui dentro?
so che cosa sia, ma un motorino qui c'è. Dobbiamo salire. Se di nuovo ho smollato il mio coso. Che panorama, Cagliari forever. Ok, stiamo uscendo dalla nave, salutiamo la nave, non so di chi potrà essere. Prima c'era il simbolo della Marina Militare, però che le piace, è fan dei militari della Marina. Beh, anche io li conosco una persona della Marina Militare che lavora lì. Guarda che cosa c'è qui, guarda che motorone, che cateno, che scrambaglion. Voglio tanto ringraziare la mia squadra che mi hanno accolto, che mi hanno preso dalla loro squadra, perché io in questo momento, guarda, non sarei qui, sarei da solo facendo le super mie esplorazioni, e quindi io voglio tanto ringraziare a questi ragazzi, voglio tanto ringraziare, grazie di cuore ragazzi, non sarei qui io in questo momento. E questo bellissimo tramonto, questa è Cagliari ragazzi, Saforasa de Sardegna, Saforasa de Sugasteddu. Grazie, ti adoro e ti amo così tanto che io resterò qui a conquistarti sempre di più fino a scoprire altri posti belli che tu mi possa far emozionare. C'è qua dentro il cesso, c'è il cesso qui, che cessone. Secondo me l'avrò anche staccato la corrente, sono l'intentore la fa uscire. Guardate, ma guarda che bellezza, non posso credere. Questo è il terzo barca abbandonata. Sono tutte navette per quelli che vanno a pescare. Tu pesca, vero? No, ma che navi da pesca? Erano... Ah. Non credo siano navi da pesca. Mi sembrava una piattaforma lì. Quella di prima era una piattaforma di costruzione. E lì c'è il simbolo della Marina Militare. I molti quindi della Marina Militare, i nostri dell'esercito militare che abbiamo a Cagliari, fantastico, ma è bellissimo, è veramente così bella che devo chiedere anche scusa alla Marina Militare che siamo entrati qui dentro, ma è veramente così fantastico che giuro che io guarda sono senza parole.
senza parole ragazzi, sono senza parole. Si entra qui, questa è un porticino. Aspetta un secondo. Sì? Posso entrare? Vai, vai. Sì. Poi passa via. Anzi, questo è sì, quando... Adesso illuminami poco. Mi sta dando un poco di paranoia. Adesso ti spiego. Vediamo se qui si può uscire. No, bloccato. È uguale. Chiudiamo la barca o la navetta. No, non si chiude. Va bene. Mi sa che... Qui dentro non c'è niente, vero? È un'altra barca uguale, se vuoi vedertela. Dentro c'è una cabina un poco diversa. Niente. No, non c'è niente neanche in caso. Ok. Non ce n'è neanche voi. Tanto sono tutti uguali. Sì, le cabine sono tutte uguali. Allora ragazzi, quello che ho detto pochi secondi fa è la pura verità. Io ragazzi, questo anno 2024 è stato un anno molto duro per me, di rabbia, e quindi me lo ricorderò. Però c'è una cosa che io voglio ringraziare questo anno 2024, che è la squadra con cui loro mi hanno dato, mi hanno accolto che io possa essere una della squadra. Però questa squadra, senza di loro in questo posto non sarei mai, in questo momento io non sarei qui. E quindi io ringrazio così tanto agli ragazzi delle mie esplorazioni. No, c'è un passaggio qui. Adesso scendiamo, vediamo poco a poco, tanto gli altri sono già scesi, adesso tocca a noi.